Allora, avevamo toccato anche l'argomento dei budget, che sono le note dolenti perché devono essere in qualche modo prevedibili e sostenibili, soprattutto per chi si aspetta la costruzione ex novo di un'abitazione oppure la ristrutturazione della propria casa. Quello che mi chiedevo, e lo chiedo da Alberto Malerba, che è direttore tecnico ma anche consulente per infissi delle abitazioni Malerba Infissi. La progettualità di una certa abitazione, visto che voi lavorate insieme, come funziona con gli infissi? Perché voi dovete in qualche modo adeguare l'infisso al progetto o è il progetto che tiene conto della collaborazione con voi? È un equilibrio in realtà di entrambi i fattori. Il cantiere di base è un sistema complesso di lavorazioni. Tutte le lavorazioni si intersecano contemporaneamente a volte e a volte le lavorazioni prima possono vanificare tutto il lavoro buono che è stato fatto successivamente, per cui tutti i dettagli devono essere curati con il massimo dell'attenzione. Per quanto riguarda la risposta alla sua domanda, lavorare in modo sinergico è fondamentale. Fondamentalmente noi riceviamo un progetto e cerchiamo di trasformare il progetto da un pezzo di carta ad una finestra nel nostro caso e quindi andiamo in realtà a sviscerare tutte le complessità che orbitano attorno alla finestra, andando a capire magari se poi nella finestra in fianco la costruzione prevede pilastri o meno, se ci sono impianti di ventilazione meccanica che possono intersecarsi con la finestra, per cui una serie di complessità che orbitano attorno alla finestra da analizzare subito nell'analisi del progetto Ecco, qua vediamo infissi. una foto per esempio del classico tipo Sì. portafinestra che adesso vanno tanto di moda, che si vedono un po', che tanti desidererebbero anche avere nella propria casa. Ma proprio in questa foto Eh. mi serve un assist. Qui abbiamo lavorato come piace a noi, nel senso che dal progetto poi abbiamo realizzato le predisposizioni per l'installazione del nostro serramento. Qui si vede una cassa isolante, un monoblocco isolante, progettato su misura in funzione delle esigenze del cliente, per cui in questo contesto poi il risultato finale sarà una grande vetrata con un sistema di controllo solare tramite frangisole completamente integrato nel sistema costruttivo. Ecco, questa è un'altra realizzazione in cui abbiamo realizzato dei sistemi di veneziana motorizzata, una soluzione tipica del nord Italia, che però in realtà noi adoriamo perché permette di creare ambienti veramente luminosi, quindi sfruttare anche la natura per illuminare l'ambiente interno e creare un ambiente con un'alta vivibilità. Ecco, io chiedo alla regia se rimettono in onda l'immagine di prima, che era una bellissima sala con delle vetrature da una parte e dall'altra, con una luminosità straordinaria, eccola qua. Non so se c'è lo zampino dell'architetto, del costruttore, cioè questo non entra nel merito, però queste sono sale bellissime, ma ci si chiede, con le esigenze adesso di coibentazione, di performance energetiche, per non dire di emissioni zero, vabbè, 2030 e via dicendo, è fattibile questo, con questo tipo di aperture? Ma sì, assolutamente, in realtà tutti i nostri software ci permettono di calcolare il potere isolante del serramento. Non sempre è obbligatorio il triplo vetro nella finestra, perché si deve ragionare anche in base all'esposizione della finestra. Se una finestra è completamente a sud, probabilmente non ha senso inserire nel progetto un triplo vetro, per cui in realtà le finestre non sono tutte uguali e l'esposizione, la forma della casa, se ci sono terrazze davanti alla finestra, cambia completamente la definizione della finestra perfetta Nella per stessa il casa, progetto. cioè, ci possono essere finestre con prestazioni, chiamiamo così, energetiche diverse? Ma ricollegandomi a quello che diceva Marco Callegaro nella gestione del budget, sì, perché effettivamente non ha senso utilizzare un triplo vetro in tutte le vetrate e quindi anche questo è una sensibilità alla gestione del budget del cliente e al budget del progetto. Quindi sì, la risposta è sì, non tutte le finestre possono avere le stesse caratteristiche perché cambia ovviamente dalla forma dell'involucro edilizio. E Alberto Malerba,
è nato nella Malerba Infissi, è nato con la Malerba Infissi, che storia ha l'azienda? Ma io vivo a pane e finestra, nel senso che da giovane, durante le mie estati, aiutavo mio padre nell'azienda di famiglia, poi dopo gli studi ho deciso di entrare e lanciare un po' alla volta e costruire quello che è il mio progetto, per cui noi seguiamo il cantiere, seguiamo le persone che devono costruire casa e aiutiamo le persone ad avere un cantiere efficiente con le finestre che noi produciamo. Abbiamo una collezione di finestre che produciamo in alluminio, siamo specializzati in questo materiale e selezioniamo soluzioni tecniche con profili molto sottili per ambienti minimal e moderni. Questa Infatti è c'è la il nostra... vostro logo, è proprio minimal, vero? Sì, sì, sì. Architetto, rientra quindi nella progettualità, nella collaborazione che avete con il modo di costruire dell'azienda, il minimal proposto dalle finestre, o a volte magari ci può essere il cliente che chiede qualcosa di più pesante e voi dovete in qualche modo forzare la progettualità delle finestre, degli infissi. Solitamente il cliente si adatta molto, è molto interessante che non è emerso ancora, perché abbiamo sempre parlato di noi, però la figura a capo di tutto il meccanismo che innesca noi è proprio il committente. Sì, il cliente cosa desidera? E lì nasce proprio un rapporto di empatia col committente, dove in un rapporto reciproco, scambievole, si riesce ad arrivare alla soluzione finale, quindi difficilmente ci troviamo nelle condizioni in cui il cliente vuole una cosa che non ha capito nel lungo processo di elaborazione del progetto e vuole andare avanti per la sua strada. Questo è proprio il significato della progettazione integrata, perché anche il cliente è parte fondamentale dell'inizio del discorso che si fa, cioè noi il progetto lo facciamo insieme al cliente. Infatti è costruita su misura, vuol dire attorno alle esigenze. Noi cerchiamo di mantenere questo rapporto, anche se oggi sembrerebbe che i tempi chiamino altro, che è un po' per analogia la questione del sarto, cioè a noi ci interessa occuparci delle necessità del committente che viene a Callegaro Costruzioni. Di conseguenza tutta l'equipe si muove in funzione dell'impostazione che stabiliamo direttamente con il committente, che ovviamente a sua volta accetta i consigli e altre volte si impegna e il gruppo insieme riesce a trovare la soluzione che più si fa alla necessità economica del cliente e poi anche alle qualità del pensiero del cliente. Assolutamente. Chiedo a lei, qual è stata la sfida più importante che ha avuto durante il suo percorso di imprenditore? Ma, abbiamo, perché sembra realtà... non è così banale gli infissi, ma certo. hanno c'è un perché. Ha ragione. La sfida in realtà è ampliare il campo di competenza, nel senso che abbiamo allargato il nostro campo di competenza non alla finestra, ma all'involucro edilizio, per cui l'integrazione della finestra in realtà la finestra è l'elemento più disperdente di una casa, per cui l'installazione della finestra deve essere progettato prima. C'è una progettazione dell'involucro edilizio, c'è una progettazione dell'architettura della casa, ma c'è anche una progettazione dell'installazione della finestra. Quindi quelle performance che vengono testate in laboratorio, quindi una finestra super isolante, testate in laboratorio, poi devono essere mantenute anche dopo l'installazione, per cui tutti i dettagli devono essere conseguenziali per ottenere poi la performance che il cliente si aspetta. Quindi la sfida è stata, è ancora o sarà probabilmente quella di ragionare in modo integrato e allargare il campo di competenza non soltanto al prodotto che noi gestiamo, ma a quello che sta intorno al nostro prodotto e l'effetto che il prodotto dà in un sistema costruzione. Un'ultima cosa. Se posso inserire, sì, prego, perché stavo per interpellarla, ma volevo fare una domanda finale. Se posso inserire una cosa che magari rende un po' l'idea anche per chi non è tanto addetto ai lavori o non ha tanta dimestichezza, insomma, con le costruzioni, come giustamente diceva Alberto, bisogna considerare una cosa, che del fabbisogno complessivo di un fabbricato energetico, di un fabbricato che deriva da tetto, pareti, isolamento controterra, serramenti, il 25% è l'isolamento, è la dispersione termica che deriva dall'isolamento dal cappotto, per capirsi, no? Dico cappotto per far capire.
un altro 25% è quello che si disperde dalle finestre, giusto per far capire quanto importante sia la finestra, è a parità dell'involucro edilizio. Ma infatti voglio chiedere, lei è intervenuto, io lo chiedo direttamente ex abrupto, anche se potevo chiederlo anche a Energetica o quant'altro, dopo vi interpello. Adesso si parla di case che dovranno essere emissioni zero sostanzialmente, poi comunque case che sono autonome, non dovrebbero quasi aver bisogno né di raffrescamento né di riscaldamento, andiamo in proiezione. Avere l'esigenza di queste finestrature molto importanti, perché questa è un po' l'ottica di principio in cui tanti si stanno orientando nel costruire, mi collega anche l'architetto, ma un po' sulle tendenze attuali, avere spazi di luce e di vivibilità. Come fa a controbilanciarsi con un modo di costruire? Perché per quanto si possano fare i miracoli, immagino, però vetro e vetro, insomma, tripla camera, quadrupla camera non sarà certo non il cappotto, a me non piace il cappotto, perché però il laterizio performante di un certo tipo di materiale che coibenta molto di più. Quindi è imbarazzante la cosa sotto certi profili. Certo, infatti è proprio questa la forza della progettazione integrata, è la forza di avere un unico interlocutore che gestisce tutte queste dinamiche, altrimenti se si ragionasse solo ed esclusivamente con il progetto, l'architetto farebbe delle vetrate bellissime, in posizioni magari sottovalutate perché magari a nord perché fa buio, facciamo una bellissima vetrata, poi c'è un freddo interno. Dalla prevalenza all'aspetto estetico, sottovalutando poi la risoluzione poi del problema, perché come ha detto lei giustamente, le vetrate per quanto siano performanti non hanno mai la capacità di resistenza termica di una muratura ben isolata. E di conseguenza vanno gestiti fin dal progetto tutti questi aspetti. Per controbilanciare, insomma. Certo, quindi se queste vetrate importanti, siccome adesso faccio l'esempio qui del Veneto, della pianura padana, noi abbiamo più problemi di caldo che di freddo, cioè riscaldare d'inverno è semplicissimo, cioè le nostre case, io uso sempre questo esempio, le riscaldiamo con una candela oramai, da quanto sono isolate. Quindi il fabbisogno termico invernale è veramente basso. Noi abbiamo più problemi di raffrescarle queste case, perché abbiamo un apporto calorico estivo che è molto più difficile da risolvere, e qui entrano in campo proprio le vetrate, i vetri. Quindi le vetrate devono essere pensate e progettate perché abbiano costi poi sostenibili, perché si schermino dal sole, che d'inverno invece ci aiutano molto per il fabbisogno calorico. L'altro aspetto importante, assolutamente. Enrico Scapocchin, e qui entrate in gioco voi, per cui che cosa c'è di determinante? Perché mettiamo la finestra, loro fanno la bellissima costruzione, però anche in una ristrutturazione ci sono dei problemi. Cosa fate? Qui parliamo di costruire, parliamo di progetti, parliamo di infissi, ma parliamo sempre di involucro, quindi la casa. Nel progettare questa casa, noi come azienda Repac abbiamo una grande mission, che è quella di cercare di produrre dei prodotti facili da installare, ma più che altro che garantiamo, che ci prendiamo la responsabilità che siano prodotti. Infatti sempre di più mi ricollego a Ivan, diceva che abbiamo delle carenze di manodopera, no, di qualità, quindi sempre di più noi